Sindaco, Aragona scende in piazza per dire no alle antenne, alcune installate, altre da installare. Come la storia? Sì, ma per dire no alle antenne perché è diventata una vergogna. Ecco, noi abbiamo già 4 antenne montate, c'è diciamo, la richiesta di un'altra antenna. Io non capisco quale sia il motivo del montaggio di tutte queste antenne, perché dico, qualcuno magari dice ma i telefonini, sì, ma i telefonini funzionano, hanno funzionato bene, quindi non capisco il perché e non capisco perché alla fine la norma è stata così, diciamo, un po' allargata, favorendo questi colossi a poter fare quello che vogliono. Non è giusto. Perché non si possono montare le antenne nei centri abitati, sopra le case. Dico, mi dispiace perché arrecano sicuramente danni e fastidi. Qualcuno dice che non fanno danni, ma questo, diciamo, ai posteri l'ardua sentenza, perché quando si è iniziato con l'amianto non penso che si sapesse che ci potevano essere così diciamo, rischi così elevati da causare tumori per tutti quelli che ne sono venuti a contatto. Quindi noi non siamo sicuri, non sappiamo quali sono gli effetti collaterali di queste diciamo, esposizioni, e quindi diciamo che la tecnologia deve andare avanti, ma deve essere una cosa a misura d'uomo, deve andare avanti ma non deve arrecare danni alla collettività. Aragona è un piccolo comune. Non capisco perché tutto questo concentramento ad Aragona, e quindi noi stiamo cercando di mettere in campo tutto quello che possiamo in termini, diciamo, di solidarietà dei miei cittadini che sono qua numerosi a partecipare, ma anche in termini legali ci stiamo attivando per vedere se riusciamo a bloccare questo fenomeno così dilagante, che riteniamo che sia pericoloso per la salute, ecco, dei cittadini di Aragona. Quindi il nostro vuole essere una manifestazione pacifica, ma dare un segnale netto che questo diciamo, metodo selvaggio di piazzare antenne in qualsiasi posto del territorio per noi è estremamente sbagliato, e quindi chiediamo anche al governo nazionale che modifichi la legge e che garantisca, ecco, le collettività e i comuni, che questo con questa normativa di dicembre onestamente non è stato fatto. Una manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale, dal sindaco, del consiglio comunale, dagli assessori, e noi come comunità religiosa e ecclesiale partecipiamo perché viviamo in questo territorio. E mi pare legittima questa manifestazione, questa marcia. L'interlocutore, il destinatario della nostra protesta è il governo, perché l'installazione di antenne nel territorio cittadino, urbano, accanto alle case, certamente è la cosa più deleteria che ci possa essere, perché si sa che queste antenne producono onde elettromagnetiche, e le onde elettromagnetiche non sempre sono benefiche, anzi hanno delle conseguenze sul sistema nervoso e sulle cellule del corpo. Quindi quello che si chiede non è abolire le antenne, perché ormai la tecnologia richiede questa presenza indispensabile per il funzionamento di tutte le apparecchiature che abbiamo, tutti usiamo il telefonino, ma che vengono installate in zone lontane dai centri abitati. Una cosa semplicissima, ma chissà perché questa considerazione ovvia non sempre viene diciamo, attenzionata da chi fa questo tipo di scelte. Quindi la comunità di Aragona ha voluto manifestare in maniera così ufficiale e pubblica per dire le antenne vanno bene ma lontane dal centro abitato. Quindi non all'installazione di altre antenne, ma anche lo spostamento di queste antenne che già esistono. Io sono qua da semplice cittadina per dire no alle antenne, no alla cattiva salute, no al disagio cittadino, sì alla vita, sì al futuro, soprattutto dei nostri figli, i quali chi rimarrà qua ad Aragona almeno stia in ottima salute, goda in ottima salute. Ci battiamo proprio per questo motivo, noi genitori, per cui io da semplice cittadina, Linda Rotolo, è qua per dire no al disagio in generale. Quindi che succede ad Aragona? Avete paura? Perché questa protesta? Ma già prima, molti anni fa, c'era un'antenna
qui in un palazzo e le hanno smesse perché c'erano delle malattie e l'hanno direttamente, diciamo, annullata l'antenna del Palazzo Blu Fata Aragona. Per questo, e noi siamo qua per protestare che fanno male queste antenne. Loro dicono di no perché le multinazionali cercano di arricchirsi con queste cose. Gas di scarico, il gas si vede, si sente e fa una certa sensazione. Queste onde non si vedono con gli occhi,